Cagliari-Napoli, amici bellini, una partita che si infiamma quando a Cagliari si infiamma di più là che non, però noi teniamo questa, almeno io ho questa sensazione che è sempre una partita un po' delicata, un po' sul bilico, ma è vero? Cioè, se andiamo poi a vedere, perché molto spesso io dico delle cose, poi mi contatta Perrone da Como direttamente, dice no, ma questo è un Mandela Effect. Cominciamo. È il momento di pigliare proprio gli scavetti. Voi lasciate il like, perché vi faccio vedere una cosa che vi viene direttamente il like. Aspettate un attimo, spostandoci, laggando anche un pochino. Vabbè, ma così no, così non si può fare. Ritorniamo ai colori seri. Cagliari-Napoli partita in realtà qua nel 2024 0-4 Kvara in copertina, buongiorno Lukaku, Kvaratskhelia, Di Lorenzo. Certo, però Di Lorenzo non c'è, Kvara non c'è, Lukaku chissà, va bene. Però prima di questa l'1-1 con Luvumbo che segna al 96esimo con recupero. Vabbè, queste secondo me sono le partite che ci fanno un po' male, perché un pareggio col Cagliari per noi è sempre una sconfitta. In questo caso Osimhen l'ha presa all'87. Però c'è anche un secco 1-4. Insigne sta facendo molto bene al Pescara, Lozano, Zielinski, 0-1 Mertens, 0-1 Milik al 90esimo, mamma mia. C'è anche un tondo 0-5 Rui, Insigne, Hamsik, più 2 gol. Non c'è spazio per scrivere tutti i gol. Scrivetemi nei commenti chi sono quegli altri 2 gol. Qui c'è lo spazio perché tripletta di Mertens, Zielinski e Hamsik, mamma mia. E insomma 0-3. Secondo me è per questo che non ci vogliono tanto bene e sentono la rivalità, perché molto spesso anche in casa loro noi siamo andati belli forti, e poi ci ricordiamo anche partite dove la prendi per i capelli, alcune anche a Napoli, lo ricordiamo, la stessa partita di Coppa Italia con gol di Lucca e siamo dovuti andare ai rigori, qua l'abbiamo acciuffata proprio all'ultimo secondo con Anghissà, ve lo ricordate? E insomma Pisacane l'ha detto, non è una partita come tutte le altre, e allora noi la guardiamo nello specifico partendo da quella che è stata la formazione del Cagliari contro la Roma, perché la Roma ha un modulo abbastanza simile, al di là di quelle che sono il piano gara e le scelte dei giocatori singoli, simile a quello che stiamo utilizzando noi, a differenza di un Como che gioca diversamente, o di una Lazio. Quindi la partita più recente del Cagliari è questa qua, finita 2-0, andando a vedere come si disponeva il Cagliari. Qui lo porta con un 3-5-2 abbastanza classico, con Gaetano in regia, però c'era Dossena centrale, non Jerry Mina, Zé Pedro da questa zona, Juan Rodriguez, Obert che sarà squalificato, Mazzitelli, Gaetano a dopo, che è questo giocatore molto molto dinamico a centrocampo, Seba Esposito a supporto di Kilixoi e Palestra tutta fascia. Ora partiamo dalle probabili di Fantacalcio, che portano Caprile, Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez, quindi così la portano a 4, difesa a 4, a dopo Gaetano Foloruscio a centrocampo, Palestra addirittura proprio esterno d'attacco con Esposito e Kilixoi. Non lo so, non sono convinto, anche perché per il Napoli portano Pegama, Buongiorno, Olivera, e se adesso sono recuperato questi saranno, poi portano Politano, Anghissà, Gilmour, Spinazzola, McTominay il sottopunta di destra con Santos a supporto di Højlund. Se andiamo poi su Fandalab, la situazione è leggermente diversa perché portano Zé Pedro, Mina, Dossena. You're out of line! Take this! Palestra, che non credo sia terzino sinistro qua, ma ce lo portano addirittura come esterno destro di un centrocampo a 5 con a dopo Gaetano Sulemana, Zappa a sinistra, non credo proprio, Foloruscio, Esposito senza Kilixoi. Il Napoli portano Savic davanti a Meret, portano McTominay a centrocampo al posto di Anghissà e De Bruyne titolare. Insomma, dobbiamo tirare a indovinare, perché qua non si sa nulla di nulla, ognuno dice la propria, e allora dico pure io la mia. Statistiche Cagliari in casa hanno la media di un gol.1 fatti e 1.2 subiti, quindi in casa mediamente è un pareggio, contro le grandi squadre però 0.4 fatti
subiti e 1.2 subiti. Il Napoli in trasferta fa 1.3 e subisce 1.1, quindi questo gol lo dobbiamo subire sempre. Contro le piccole aumentano i nostri gol fatti, arriviamo a 1.9, quindi quasi 2 gol, e diminuiscono un pochino i gol subiti, 0.9 però. Quindi la speranza è, io sull'altro canale, su Calcio Fluido, ho detto speranza 0-1, ok? 0 gol Cagliari. È più logico e plausibile pensare che il Cagliari un golletto lo fa e tu puoi farne 2, però calma, perché tra questo 0-1, 1-1 e 1-2 ci passano di mezzo i dettagli, ovviamente, il momento di disattenzione, la svista, che può essere non necessariamente arbitrale, una svista, può essere anche una svista Maldini, nel senso un giocatore che saltella un po' di più, quindi calma. Mi sposterei più che altro su questo campo per fare le nostre ipotesi. Vania Meret, oramai ballottaggio aperto, non ha importanza, secondo me cambia quasi zero, a parte la voglia di Milinkovic-Savic di fare qualche lancio in più diretto. Pochissimo cambia, non ci fanno sapere niente. Tra un po' uscirà, appena clicco posta video, usciranno notizie su Juan Jesus. Nel frattempo li mettiamo qua, Juan Jesus e Lobotka, perché ci hanno dato ottimismo per quanto riguarda De Bruyne, ma su Lobotka e Juan Jesus non ci sono notizie, quindi li mettiamo qua. Buongiorno Beukema e Olivera. Lascio un ballottaggio aperto tra Gutierrez e Spinazzola, sperando che insomma giochi quello più in forma. Spinazzola a me sembra meno in forma di Gutierrez, ma non vediamo gli allenamenti, quindi io spero Gutierrez, ma mi aspetto Spinazzola. Gilmour secondo me è in grandissima forma e va confermato anche per quello che ci ha detto Conte, insomma per caratteristiche preferisce avere uno più di regia e uno più di assalto, più fisico. Quindi il ballottaggio è tra Anghissà e McTominay. Per me, nella logica mia, Anghissà si risiede perché era troppo presto per fargli fare il titolare, e parte McTominay che deve riprendere un po' di confidenza con il campo, però a livello di movimenti anche senza palla perfetto, e quindi la coppia scozzese, grande affiatamento, Gilmour-McTominay, probabilmente al contrario. Politano confermato qua, odore di nazionale eccetera eccetera. Elmas magari potrebbe sedersi dopo il tanto sforzo, e questa è più una speranza mia, insomma, che De Bruyne abbia la possibilità di cominciare dall'inizio in questa zona. L'abbiamo visto fare faville, e mettersi tra le linee sarebbe proprio ideale per dare una mano a Højlund, che se la dovrà vedere con un Yerry Mina, che insomma rendiamo il Cagliari un pochino più visibile. Non facile, perché è una partita ostica, brutta, scorbutica, quindi mi aspetto Yerry Mina qua, un Dossena qua, De Pedro qua, magari un Zappa in questa zona e un Palestra qua, che può rientrare, anche quello può fare quello che vuole, mancino destro fa quello che vuole, Gaetano a dopo, un Foloruncio qua che va tenuto in considerazione, Seba Esposito e Kiliksoy. Io così me li aspetto, fare la partita della vita. Perdono da tante partite, da troppe partite, quindi fa anche un pareggio per loro è una vittoria, e lo sappiamo, per noi un pareggio è negativo, insomma siamo in vantaggio sulle altre, su Como, Juve, Roma, così, però queste partite qua, perché poi arriveranno partite più difficili col Milan, con la Lazio, e quindi dobbiamo fare il possibile. Mentre gli amici bellini su Telegram mi mandano non solo il bordo cam di Lazio-Milan, che è interessantissimo per le Rao, state vedendo Rao che sta facendo? Io ogni tanto, se voi seguite tutti i video, ogni tanto delle pilloline ve le lancio e poi le riprendiamo. Mi mandano anche Sky Sport un approfondimento sulla Champions che abbiamo fatto ieri, grazie a tutti quelli che hanno visto il video impromptu di ieri, ma adesso è molto 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 importante concentrarci solamente sul Cagliari. Sembra quasi che sai, poco. Allora, domani ci sarà reaction, ci sarà live, ritorniamo alle vecchie buone abitudini. Altre notizie che stanno arrivando alla spicciolata, alla spolliciata, voi lasciatelo il like, non vi preoccupate. Anghissà non è stato convocato, una buona notizia per Antonio Conte, che potrà quindi avere sotto controllo il calciatore anche nel corso della pausa campionato, molto importante. Designazione arbitrale, ve l'ho detto, Mariani, poi Marini, male proprio.
e poca roba, altra roba, insomma, Zeballos, qualche rinnovo, non ha importanza, solo campo. In ultimo facciamo un in bocca al lupo a Noah Lang, perché ieri l'abbiamo accennato, adesso sono arrivate nuove notizie un po' più approfondite. Osimhen pare frattura, insomma, del braccio, si vedono le immagini, proprio il braccio sembra di gomma, che ha preso una sorta di pugno sull'avambraccio, e quindi speedy recovery per Osimhen, che è sempre così, lo sapete, è tanto forte quanto fragile in alcuni momenti. E Noah invece è stato proprio sfortunato, perché in un'azione poi si è incastrato il dito tra il tabellone e la struttura che mantiene i tabelloni, insomma roba di ferro, si è tagliato, è stato portato in Inghilterra, insomma, ad operarsi subito proprio per non perdere falange, non so nello specifico cosa è successo, ma insomma lui ha postato una foto tutto a posto, però doloroso, dato che è capace che comunque non lo so, magari se lo riscattano perché se lo coccolano, però intanto è un giocatore, è un nostro tesserato, e quindi dobbiamo comunque augurargli sempre il meglio. Noi dovremmo augurare il meglio un po' a tutti, però con i nostri è sempre un pochino più facile. Da New York, Valerio Fido è tutto, lasciate like a terremoto perché l'algoritmo si è completamente dimenticato di noi, e a domani per la partita. Noi apriamo la 30ª giornata e poi a cascata tutte le cose, a cascata, è cascata, come cascata, che film è?